Cari amici, siamo al 4 di marzo e ancora dell'autonomia del Veneto non giungono segnali concreti da parte del governo di Roma. Siamo andati a votare in 2.300.000 veneti, lo ricordate? Il 22 ottobre 2017 siamo andati a votare in un giorno di pioggia per chiedere maggiori forme di autonomia. Ebbene, questa parola, questa volontà dei veneti, detta in maniera chiara ed inequivocabile, non è stata sufficiente per far sì che il governo romano acconsentisse ad una trattativa seria nei confronti di chi oggi ci rappresenta in questa trattativa. Il Patto per l'Autonomia Veneto allora ha pensato di predisporre questo ordine del giorno con il quale si vuole impegnare tutti i comuni a supportare l'azione della Regione Veneto, l'azione di chi ci rappresenta, affinché siano garantite queste maggiori forme di autonomia. Non lasciamo da soli coloro che vanno a battersi per noi a Roma. Stimoliamoli anche, perché forse non sempre l'azione è così convinta, però la proposta del Patto per l'Autonomia Veneto è quello che tutti i comuni del Veneto, che sono la realtà più vicina ai nostri cittadini, la realtà più vicina al nostro sentire, a distanza di 1 anno e mezzo ribadiscono a quei signori laggiù a Roma che noi dell'autonomia del Veneto non ci siamo dimenticati e anzi la rivendichiamo con forza. Facciamo in modo che tutti i consigli comunali del Veneto, ai quali invieremo questo ordine del giorno, oggi stesso, possano cominciare a dire sì, i cittadini veneti vogliono maggiori forme di autonomia. Noi del Patto per l'Autonomia Veneto vogliamo l'autonomia al 100%.